Grandi manovre anche in casa Pro Favara, che ha presentato il nuovo tecnico per la prossima stagione di eccellenza. Si tratta di Luca Cavallo, che ha maturato esperienze in panchina con la compagine greca delle Panaliakos, squadra militante nel girone B di Reca. È in possesso del cartellino di allenatore professionista UEFA A e ha maturato esperienze formative con Taranto, Prosesto e Spal. Appena arrivato nella città dell'Agnello Pasquale, ha voluto visitare lo stadio comunale Brucoleri, tastare il manto sintetico e prendere visione del nuovo luogo di lavoro. Poi è stato ricevuto dal sindaco Anna Alba e dall'assessore Miriam Mignemi ed infine la presentazione alla stampa in piazza Cavour alla presenza anche di sportivi e tifosi che in maniera spontanea hanno portato il saluto al nuovo staff tecnico. Suo vice sarà Cassio Medeiros, mentre l'incarico di direttore sportivo è stato affidato a Francesco Lo Medico. Il nuovo progetto della Pro Favara prevede la creazione di un settore giovanile organizzato ed è per questo motivo che la dirigenza si è affiliata all'Udinese Academy, di cui fa parte dello staff tecnico lo stesso Lo Medico. Alla conferenza stampa il presidente Rino Castronovo ha voluto ringraziare la dirigenza per il lavoro che sta svolgendo in tutti i settori e ha ringraziato l'amministrazione comunale per la gestione dello stadio affidata alla società.